Sono solo 2 gli aliscafi che dal porto di Milazzo partono per raggiungere alcune delle isole Eolie e arrivare poi, dopo 2 ore e 40 di viaggio, a Filicudi, il cono emerso di un vulcano ormai spento di 9,5 chilometri. Io arrivo in un pomeriggio di primavera e appena sceso dal traghetto sono subito catturato da una dimensione sospesa, quasi immobile, in cui si respira soprattutto il silenzio, interrotto a un certo punto da Franco e Pietro che mi aspettano qui. Ciao Vincenzo, ciao, ben arrivato Vincenzo. Ti aspettavamo, come stai? Un abbraccio. Ora ti porto un po' in giro per l'isola, ti faccio vedere la nostra isola. Alicudi e Filicudi 55.000 anni fa era un'unica isola, quindi noi siamo le più vecchie. La canna non è altro che tutto il banco che è rimasto emerso e sotto c'è quello che collegava Filicudi a Alicudi. Qua voglio dirti che mi portava mio padre e mi diceva Pietrino, non mi chiamava Pietro, è chiaro, Pietrino che ero piccolo. Ti porto in un posto dove è bello, dove vedrai le nostre isole, ti le posso indicare, Salina, Panarea, Stromboli, Lipare, quella lunga, Vulcano, poi lì c'è la Sicilia con l'Etna da quel lato e di là invece c'è l'Italia. Che cos'è questo posto per te? Mi ricorda tanto, diciamo, la mia infanzia, perché essendo piccolo con mio padre, salendo con gli asinelli, no? Non con la macchina come abbiamo fatto adesso, ma con gli asinelli. Beh, certo, ora c'è la strada, c'è Ora la luce, c'è la strada, gli diciamo, le aliscafi. migliorie, quindi un'altra storia quella della luce. L'olio che rimaneva si usava per la lumeredda, diciamo. Dopo la lumeredda d'olio il lume a petrolio, il famoso lume bello a petrolio. Poi la luce a gas e poi nell'89 la centrale elettrica, la luce, i motori dell'autoclave, quindi miglioria, la lavatrice, miglioria, il televisore, la miglioria. Sì, certo. Ma tu hai idea? Vincenzo, che quando ero piccolo per vedere la bionda famosa Raffaella Carrà, dovevamo andare dal prete che aveva un televisore piccolino, Che era l'unico che ce l'aveva. con la batteria, l'unico che ce l'aveva. E quindi però è un posto che ti emoziona sempre, tu quando vieni qua sei sempre... Sempre, sempre, io non mi stanco mai di raccontarlo, perché quelli che mi ascoltano come te mi ascoltano. A Filicudi non c'è un paese o un centro abitato unitario, ma case sparse sulla montagna in diverse contrade. In una di queste ci vive da sempre Annuzza. C'erano solo 2 stanze in questa casa. Io sognavo sempre da piccola questa casa più grande. Il mio sogno è stato avverato. Ho allungato questa casa verso lì, verso il mare, sì. Tu sei di Filicudi e che posto è Filicudi? Per me è un'isola bellissima. Io me ne ero pure andata. Dove? Me ne ero andata a Milazzo ad abitare perché ero sposata, il mio primo matrimonio. Che volle caso che mi sono sposata di 2 uomini che fanno il compleanno lo stesso giorno. Quando lui me l'ha detto, ho chiuso il telefono. Tu però perché avevi questa paura? Perché il primo matrimonio non è andato bene? No, malissimo proprio. Ho sofferto 19 anni. E invece la tua vita a Filicudi prima di sposarti com'è stata? Dura. Mio padre era povero, e anche era tosto pure. Era un dittatore, lui si doveva fare in casa quello che diceva lui, non c'era permesso giocare. Però io una volta mi sono innamorata di una bambola nella carrozzeria e piangevo che volevo questa bambola. E questa bambola non l'ho mai avuta. Però io mi sono riscattata con la bambola. Conoscevo una famiglia, questa famiglia era povera e c'era una figlia. Un giorno questa bambina l'ho vista in un negozio dove vendevano le bambole, che guardava dalla vetrina queste bambole. Gli ho detto io, dice, quale ti piace? Prendila. La felicità di quella bambina, con quella bambola nelle braccia, è una felicità che mi viene proprio da piangere, perché quella felicità io non l'ho potuta avere e quella bambina c'è. Se l'avessi avuta tu. Mi sono riscattata, il mio cuore è andato, non lo so, era felice come dovevo essere io felice quando non l'ho potuta avere.
Il cambiamento nella mia vita l'ho avuto nel 2013 e era la notte di San Lorenzo e io ho fatto il mio desiderio, gli ho detto è stella cadente, potrei incontrare veramente il mio Lorenzo dato che è la notte di San Lorenzo, ma così, cioè cose da matti. Dopo 20 giorni ho conosciuto lui che si chiama Lorenzo. È meglio di me, che ho anche i muscoli per lavorare. Avete capito subito che vi piacevate? Sì, più lui. No, ci siamo detti tutto al via Un telefono prima. del cellulare. Abbiamo cominciato a parlare dalle 10 di sera fino alle 4 meno 10 del mattino. del mattino. Poi il braccio ancora mi duole Per quello c'è il muscolo. Dopo il tuo percorso di vita, cosa hai imparato dalla vita o cosa hai capito della vita? La vita ho capito che è una lotta continua. Ma vale comunque la pena di viverla? Sì, senza dubbio, sempre. C'è solo una strada carrabile a Filicudi e tutti intorno ancora intatte le antiche mulattiere percorribili solo a piedi. Che cos'è per te l'isola di Filicudi? Per me è un posto magico dove si sente la forza della terra, la musica mi arriva, le parole mi arrivano più o meno gratis e questo è bellissimo. Tu però non sei di Filicudi. Il mio cuore è spezzato tra Svizzera e Filicudi, no? Sono arrivato nel 73 a Filicudi, volevo fare vacanze, ora sono diventato 45 anni. Mi ricordo che sono arrivato, sacco addosso, sono camminato qui sopra, ho detto sono tornato a casa. Immagino che non era così questa casa. Era senza tetti, solo un terrazzo nudo con erba alta così. Io portavo l'acqua da sotto in due secchi, su, giù, e poi aveva braccia lunghe, ma il cuore era felice. E io subito ho saputo, più alto sei, più lontano dalla gente, meglio stai per lavorare nel silenzio, per creare le tue cose. E per me il silenzio è come una musica che noi non notiamo perché suona sempre. Sì. Il silenzio può essere difficile per uno che non è abituato di occuparsi con se stesso e con le fantasie. Devo dire che ho cominciato subito a piantare alberi. Ho piantato forse 400-500 alberi diversi e alla fine, lo sai, oppure ho fatto 2 album sugli alberi, canzoni sugli alberi. Questo è il mio bambino baobab australiano che c'è troppo grande per essere abbracciato. Diventerà un mostro che vive forse 500 anni, alcuni più di me. Ho fatto una trentina di dischi per i bambini. Una gamba è la musica e l'altra è poi la letteratura. E scrivo sempre libri pure per bambini. Il primo album ho sognato qua, in un circo pieno di gente morta e vive. La luce andava verso di me e il clown mi dava un libro finito con disegni di animali e questa era la base del mio successo. Quindi è un sogno che si è realizzato qua, sì, automaticamente. Mi fai vedere l'angolo dove hai composto di più? Ti va? Sì. Ja. Eine ganze Mannschaft, 24 parat. Come mai in una grotta? Per questo c'è una bella acustica qua dentro. Sei come un hobbit qua, no? Perché tutto è rotondo. È bellissimo. I sogni sono rotondi, non rettangolari. A questo non ci avevo mai pensato, ci rifletterò. Lascio la montagna e riflettendo sulla forma geometrica dei sogni arrivo a Pecorini Mare. Qui tiene la barca l'unico pescatore dell'isola. Finirà che quando finisco io di pescare non ci andrà più nessuno a pescare. Come si farà? Sarà una cosa veramente brutta per l'isola. Poi è strano, uno quando pensa a un'isola pensa prima di tutto alla pesca. Una cosa triste. Qual è il momento più bello quando peschi per te?
Quando prendi i pesci. E com'è la tua vita qui, a parte pescare? Bella, Cioè, raccontamela. tranquilla, serena. Tu qui non ti annoi mai? Non ti annoi mai? E come faccio ad annoiarmi? Che ne so. Sto sempre a lavorare, a fare sempre qualcosa, non mi posso annoiare. Secondo te gli uomini sono buoni o cattivi? Ma questa è una bella domanda. Bella questa domanda che mi hai fatto. Quando uno fa un'azione brutta, non la fa perché è cattiva, la fa perché non è intelligente. Perché l'intelligenza ti fa pensare a fare un'azione. Non ci arriva, quindi se non ci arriva significa che non è intelligente. Tu invece lo sei, Che cosa? intelligente. No, io non lo posso dire. Parli con le certo. persone e poi le persone stabiliscono se tu sei intelligente, pochino, meno, di più. Punto. Ti capita mai di sentirti da solo? Mi è capitato. Pure io sono caduto in depressione perché mi sono lasciato con una compagna e io sono stato male. Questa era di Lipari, poi sono stato 8 anni con una biologa marina di Roma, però lei si è trasferita qua. Tutte le ex ce l'ho a Filicudi. Stanno tutte qua, cioè non sono di qua ma sono rimaste qua. Hai capito che ho fatto? Ora sto con Giusy, lei c'ha la casa a Dove Pozzillo abita lei? e si va avanti e indietro 2, 3 giorni, 4 giorni, però poi si torna sempre qua. Anche lei vuole tornare qua. Sono siciliana, onorata di esserlo, però qui a Filicudi io mi sento proprio a casa. Perché hai voluto che ci incontrassimo qua? Qui sento le voci, i passi e le mani di quello che è stato l'animazione di queste zone antiche, arcaiche, dove chi è arrivato qui ha cominciato a lavorare la terra. E mi affascina e mi porta pace, non solo camminare, ma proprio questo posto. Ho studiato tanto, ho lavorato 10 anni per il governo americano, per Sigonella, e poi ho fatto la biologa molecolare nel laboratorio di famiglia per 17 anni. Durante una crisi del settore sanitario vengo a vivere qui in un anno sabbatico. E qui ho cominciato a camminare, mi chiamavano capra tibetana. Perché? Perché camminavo tanto come le capre, e tibetana perché ero meditativa, non parlavo con nessuno. E cosa è successo? Che ho visto questa bellezza straordinaria, questi contrasti in armonia, e ho imparato a raccogliere le verdure spontanee, a assaggiare dei biscotti, queste case sempre piene di biscotti. Dico, ma qua è un paradiso. Ho detto, ma perché questo non lo condividiamo con i turisti che cercano l'esperienza? E oggi io con i miei ospiti faccio questo, condivido quello che c'è, che un giorno può essere verdura appena raccolta, un altro giorno asparagi, un altro giorno un'aragosta. Ho fatto una scelta, ho mollato quello che potevo mollare e sono venuta a vivere qua, dove passo la maggior parte del tempo, ma soprattutto l'inverno. Perché è più belle. L'inverno è proprio una stagione necessaria. La vite dorme, gli alberi da frutto dormono, il mare in tempesta perché si deve tenere lontano l'uomo. E poi c'è questo silenzio che mi aiuta a pensare. Quindi in sintesi tu hai trovato in Filicudi una compagna di vita. Sì, ho trovato il significato dell'amore, che è un legame che non ti stanca mai. Il vostro, secondo te, è un amore fedele? Cioè vi tradirete mai? Questo oggi è dire, così. no? Scusa, ero distratto dall'aliscafo. Sì, l'aliscafo segna l'orario, sai che noi qui abbiamo Sì, l'orario l'hanno dell'aliscafo, detto, e quando infatti. se ne va non ti senti isolata, io mi sento liberata quando l'ultimo aliscafo se ne va, perché così non viene più nessuno. E così sembrerebbe che il genere umano ti ha fatto qualcosa. No, vabbè, il genere umano non fa bene, però quello qui è selezionato, perché se stai qua già una settimana sei uno del posto, cioè quando torni, sai, è venuto ad aprile, è stata una settimana, quindi uno che ce la fa. C'è qualcosa che ti fa paura?
Sì, mi fa paura perché ho imparato con l'esperienza che niente è per sempre. Ti capita mai di piangere? Sì, certo, e come? E quando hai pianto l'ultima volta? L'ultima volta ho pianto perché a volte sono preoccupata per mio figlio. Il futuro non è facile di questi giovani. No. Ho pianto per questo, perché sono preoccupata per mio figlio, però ci sta. E poi anche quelle lacrime fanno parte del mare e le ho lasciate a lui. Concordiamo. Sì. Devo chiamare a te. Allora ho fatto pasta e piselli, ho fatto le frittelle di spinaci e cipolletta. Grazie. Grazie a te. Roba seria. A fine cena ho una forte sensazione di smarrimento. Nell'oscurità più assoluta perdo l'idea del reale e di me stesso, che cerco però di ritrovare con le prime luci del giorno dopo. E vedendo un signore che si muove nei campi, mi affido a lui. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Disturbo? No, Che cosa coltivi? fame, ci sono dei fagioli, puselle, delle patate, poi raccoglio cappere, c'ho anche delle cappere, tutto. Guarda, si tiene, poi ho due Sì, fame. grazie. tieni, mangiale, Volentieri, grazie. E hai sempre fatto questo lavoro? Tu? Sì, sì, sempre, sì. Tutte le case che hanno fabbricato a Fioricuri, ho portato tutti i trasporti con l'asino, ho fatto io. Ah, perché c'avevi gli asini? Sì, avevo anche un asino Pietro che si beveva la birra. Ah, pure, ero Sì. un ubriacone. E non ce li hai più gli asini? No, ho fatto proprio 40 anni di quello mestiere, ancora lo dovevo fare. No, per carità. Là se ne le cambiavo, ma a me non mi cambiava nessuno. Cosa ti piace del vivere qua? Ma mi piace perché sono nato qua, mi piace fare quello che ha fatto sempre. La gente vede che arriva, mi rispetta, anche tutti, anche i carabinieri mi rispettano. Ma tu non sei mai andato via da qua, neanche... No, ma qualcosa è necessario, poi vado lì, per così, per qualche cosa. Ma poi scappo subito a Fioricuri. Perché? Perché ti manca? Mi manca. Sono stato che mia figlia è partorita a Milazzo, sono stato 15 giorni, aveva la pressione a 170. Oh, Madonna. Stavo scoppiando la testa. Me ne sono arrivato qua a Fioricuri tutto a posto. Una volta c'era mia fratella che si ballava delle case con la fisarmonica, quella era un'allegria. Sai che c'erano delle case la sera, mamma mia, si ballava, la gente le faceva arrivare a terra io. Sempre che le faceva girare, arrivavano a terra. Perché tu ballavi, ballando? Sì, io ballavo. Tutti mi chiamavano, vieni, io le chiappavo, gira. Ti ringrazio, grazie anche per questo. No, niente, prendo. No, grazie, grazie mille. Volete qualcosa da bere, volete qualcosa? Se vuoi un po' di malvacia. Sì, volentieri, certo. Vabbè, Qua c'è la bottiglia. Ah, ottimo. Lo facciamo pieno? Oh, un pochino, ancora è presto. Pochino. Vedi come ti pare. Sì, grazie. La salute. Alla salute. Che bella questa malvacia, com'è? Noi isolani abbiamo la mania che dobbiamo emigrare da posto in posto. Io sono nato a Stromboli, però ho vissuto un po' da solo perché la mia famiglia era un po' poverina all'inizio. Ho vissuto anche qui con una famiglia quando avevo 7 anni. Poi sono andato a vivere a Palermo con un'altra famiglia. Che vuol dire che ti hanno dato in adozione, in affidamento? No, mio padre si era lasciato con mia madre stava con un'altra persona, per cui non è che mi hanno dato in adozione. Ad esempio, arrivavi tu per dire, dici, hai bisogno di un ragazzo che mi dà una mano, che lo tengo io, lo faccio crescere io. Questa cosa ti faceva soffrire o... Certo,
il fatto di chiamare mamma, papà, questo qua mi ha un pochettino mancato, questo sì. Poi io volevo fare una famiglia per i fatti miei. Io mi sono sposato in tarda età, abbiamo organizzato tutte le barche al centro del mole, fiori a destra e a sinistra. C'ho delle foto, ecco guarda qua, c'è questo qui dove mi sono sposato e qua arriva mia moglie con la barca. A mia moglie gli dissi, io ti sposo, però sappi che io devo divorziare. Ti sposo perché devo divorziare. Perché vuoi divorziare? Per fare l'esperienza? No, perché tutti gli amici miei all'80% hanno tutto divorziato. Divorziano tutti, anche mia moglie ha divorziato. Io non ho mai divorziato, per cui volevo provare pure questa cosa di divorziare, capisci? Per cui spero, diciamo se capita l'occasione, fai l'esperienza. Ma lei non mi dà adito di divorziare, perché sai come precisina, ti porto questo, ti faccio questo, ti parlo quello, mi lava le cose. Quando viene qui, che viene ogni tanto perché lei lavora in banca a Siracusa, e allora viene ogni tanto, per cui quel poco che c'è è non dura, ti dà spunto. È dura. Ma lei lo sa che tu Certo, io gliel'ho detto all'inizio. A Filicudi, a parte una cosiddetta putia, non ci sono attività commerciali di nessun tipo. Le merci, diverse di giorno in giorno, arrivano da Milazzo con dei camion, che poi, montati in un angolo della strada, diventano i negozi dell'isola. Vediamo se c'è qualche cosa che... Ti do una bella padella. Qualche cosa. In realtà Facciamo tutto. Ah, bella, questa padella è bellissima effettivamente. A Filicudi, bene o male, la gente è brava in tutto, perché non ci sono negozi di vestiti, si cammina sempre con gli stessi vestiti di lavoro che uno se li cambia 2 o 3 volte a settimana, dopodiché qua si parla solo di lavoro. Lavorare per tornare alla casa, è caduto il muro, si fa quello, no, ho preso un pesce con la canna, ho pescato, questo è quello di che cosa si parla. A me piace la casa, io ancora la casa non l'ho finita, ma la mia casa è bella, è grande. E mi diceva questo qua, Nino, dici, non finire mai la casa, perché appena finisci la casa muori. È una cretinaggine, perché ognuno ci sono tante idee. Io sta casa non l'ho mai finita e non la finisco. Da me per arrivare a piedi ci vogliono almeno 700 metri. Quando sarò vecchio, se me ne vado là, muoio isolato. Tranne mia moglie mi accudisce fino alla fine, sempre se non divorzi. Se non divorzio. Di nuovo sento l'idea del reale allontanarsi. È come se l'improvvisa pioggia mi invitasse al dubbio e a sospendere il ragionamento. E allora mi rinchiudo nell'unico bar visto sull'isola. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Posso avere un caffè, per favore? Sì. Grazie. Prego. E questo è l'unico bar aperto in questo periodo, in quest'isola? Sì, è l'unico bar che rimane aperto tutto l'inverno. Ah, sempre? Per la sopravvivenza dell'isola. E noi sacrifichiamo la nostra vita per dare una piccola assistenza alla gente del posto. E questa diventa l'anima dell'isola, Grazie. dove ognuno ne fa uso quando è necessario. Quanti siete sull'isola? Allora, d'inverno un centinaio. D'estate i residenti siamo sulle 300 e poi arrivano anche i turisti. E com'è stata la tua vita qui? La mia vita qui è stata sempre un grande dono dal cielo. Poi ho avuto esperienze anche, brutte esperienze, grandi dolori che ti portano alla rinascita. Io mi sono buttata su una terapia del colore e mi sento che dentro di me è arrivata un'altra storia da vivere. Cioè tu attraverso questa terapia hai ritrovato un po' la gioia? Un po' la gioia di ritornare a vivere. Io uso le dita, me li imbratto come fanno i bambini e da lì nascono delle immagini bellissime. Che ti vengono spontanee? Arrivano o che tu da soli. Da... Quando arriva un'immagine importante piango. Di gioia? O comunque no, di gioia, di sorpresa. Il fatto di dipingere con le dita
ha un in più in quello che hai raccontato? Dentro le dita c'è l'energia, tu non dai un'immagine perché la stai pensando, è una novità anche per me, non sono pazza. No, non l'ho pensato. In qualche modo sei diventata un artista. Non sono un artista, non sono neanche la cuoca, tutti mi dicono che sono bravissima, però non mi sono mai sentita la grande cuoca, mi sono sentita una che sa cucinare bene, perché anche la cucina fa parte di un quadro, perché ha tutti i colori giusti, al modo giusto e i sapori giusti.